Stato. Si spacciava per broker di successo, ma in realtà era un geometra. Promettendo guadagni facili, a rischio zero, ha truffato risparmiatori per 3,5 milioni di euro. Il giovane 28enne fermato dalla Finanza alla Spezia. Flavia Lorenzoni. Quanto è dura fare del bene, diceva il giovanissimo Alex Fodde, classe 1991. Si definiva un enfant prodige dell'alta finanza con la quale aveva guadagnato una fortuna. In realtà aveva la licenza da geometra e non la laurea alla Bocconi che millantava. In queste interviste di qualche anno fa, il broker dal cuore d'oro raccontava di fare beneficenza soprattutto alle persone bisognose che sceglieva dai giornali per evitare le truffe. Sono sempre dietro l'angolo, diceva. Quelle truffe che ora gli vengono contestate dalla Finanza che lo ha fermato. Avrebbe raggirato risparmiatori e investitori soprattutto nell'Italia del Nord, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Per apparire più credibile si faceva fotografare a bordo di auto di lusso e in jet privati che non erano suoi. Si presentava come il guru di un fondo di investimento svizzero, prometteva ai suoi clienti attività speculative a rischio zero per guadagni stellari. 3,5 milioni di euro, i soldi incassati dal finto broker nel giro di poco più di 3 anni, soldi che sono stati dilapidati in puntate al casinò, soggiorni in hotel di lusso, cene pluristellate e acquisto di gioielli.